l'automazione e la digitalizzazione hanno un impatto sul come si lavora in porto. Partiamo da qua. L'automazione in molte attività dei terminal commerciali, parliamo di operazioni di imbarco-sbarco, sostituisce gli uomini con macchine e processi. Questo è un trend che avviene in tutto il mondo. Ci sono due modi di reagire a questo: non affrontarlo e uscire completamente dalla competizione mondiale, perché quando io mi troverò porti che sono in grado di realizzare quelle stesse attività a costi nettamente inferiori, è chiaro che uscirò dal mercato, oppure controllare, cavalcare il fenomeno. Quello che noi vediamo già nel porto di Genova, che un modo di governare questo processo è quello di capire che l'evoluzione tecnologica impone specializzazione. Noi quanto più saremo in grado di specializzare i soci delle compagnie portuali o i dipendenti dei terminal, per esempio in tutti i lavori di controllo dell'automazione, di programmazione, quanto più saremo in grado di mantenere una forza lavoro all'interno del nostro porto. Come dicevo prima, questa cosa ha anche il vantaggio, la specializzazione, di rendere il nostro porto molto competitivo, quindi è l'unica strada che abbiamo di fronte. L'autorità del sistema portuale, con il piano di risanamento e sviluppo che la legge ci ha consentito di redigere e di approvare per la Compagnia di Genova, ha tra le varie leve anche questa, cioè noi effettivamente abbiamo oggi gli strumenti per poter aiutare, per esempio finanziando la formazione della compagnia portuale, la specializzazione. Altri strumenti previsti dal piano sono la ricollocazione o il pensionamento anticipato dei portuali che raggiungono una certa età. Anche questo aiuta a controllare il processo, cioè magari escono soci addetti meno specializzati che hanno raggiunto un'età significativa e vengono formati con un intervento finanziario pubblico soci più giovani. Nel medio-lungo periodo c'è un rischio sicuramente di sostituzione, cioè addetti che noi oggi abbiamo impiegati a operazioni portuali di imbarco-sbarco dovranno essere impiegati in altre attività. Il saldo complessivo, quindi la sua domanda è: ma alla fine avremo riduzione? Questo, a mio parere, è un po' presto per dirlo. Se guardiamo i numeri degli addetti dei terminal mi verrebbe da dire di sì. Però abbiamo per esempio un crescente numero di addetti impiegati nell'attività logistica o di trasporto, quindi il saldo degli addetti in porto, per capire se sarà inferiore o superiore, occorre aspettare un po'. È ovvio che avremo un'attività di sostituzione all'interno dei terminal. C'è questa fase di transizione per cui noi abbiamo un impatto forte, no, della competizione mondiale, dell'automazione sull'organizzazione del lavoro in porto. Quindi avremo una fase di transizione in cui l'organico porto dovrà avere delle uscite e avrà un effetto sostitutivo. Se io con la tariffa voglio pagare strettamente il costo dell'operazione portuale, è chiaro che rischio di non avere tramite la tariffa la copertura integrale dei costi della compagnia, perché attualmente, dato l'organico delle compagnie portuali, avremmo certamente un extra costo. Non si può scaricare tutto sul terminalista, ma abbiamo visto che ci sono interventi finanziari pubblici significativi, ma non si può neanche considerare che la tariffa possa solo coprire esattamente il costo. Ricordiamoci, lo dico perché, che il famoso conguaglio di tutti questi anni era un modo per coprire questa parte in più che non veniva negoziata prima, ma è un tema che va affrontato, cioè
la tariffa è una delle componenti di copertura dei costi di una compagnia portuale e bisogna considerare che in questa fase di transizione avremo delle esternalità negative.